Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Link Telegram per tutte le notizie sul Napoli, H24, lo trovate in descrizione ragazzi, mi raccomando passateci perché troverete di tutto. Telegram mio naturalmente è gratis, quindi state tranquilli, non vi preoccupate, non vi farò mai pagare nulla, che questa cosa sia chiara, no? Come gli altri youtuber che qua appena fanno 2-3 mila iscritti, ora pagamento, gli abbonamenti, no, non funziona così. Allora signori, è clamoroso? È clamoroso, possiamo dirlo. Guardiola il prossimo anno sarà l'allenatore del Napoli. Guardiola il prossimo anno sarà l'allenatore del Napoli. Contratto da 20 milioni a stagione. 20 milioni a stagione. Insieme a lui dovrebbe arrivare Messi a parametro zero. L'ingaggio poi di Messi andrà risolto perché voglio sapete Messi guadagna cifre straordinarie, però ha detto gli vanno bene 5 milioni a stagione, quindi il prossimo anno ragazzi il Napoli punta a vincere la Champions League con Guardiola in panchina e Messi in attacco. Segnatevi questa cosa, voglio. Poi naturalmente a fine anno patteggiamo, non c'è nessun problema, quando abbiamo patteggiato ci fanno una multa, paghiamo la multa e siamo a posto. Tanto qui in Italia funziona così, patteggi e ti danno, per il bene del calcio italiano, se patteggi puoi fare tutto. Quindi il prossimo anno ripetiamo, Guardiola al Napoli 20 milioni a stagione, Messi al Napoli 5 milioni a stagione, tanto poi si patteggia, che ce ne fotte? Vi torna, no? Vi torna? Vi torna tutto? Ah, che bella la giustizia italiana, che bella. E poi devo sentire Gravina che dice ha vinto il calcio italiano. Ha vinto il calcio italiano. Ma veramente stiamo facendo? Veramente stiamo facendo? Ha vinto il calcio italiano? Cioè ragazzi, ma veramente siamo così ridicoli in Italia? Le squadre di Serie B, è perché non si chiamano Juventus, perché le squadre di Serie B gli avete aperto il culo alle squadre di Serie B per un giocatore che non hanno versato lo stipendio, per un singolo giocatore. E questi perché non hanno pagato, la Juventus non ha pagato i giocatori, sotto banco li ha pagati sotto banco insieme ai dirigenti e insieme agli agenti, anche qualcuno extra, perché c'è pure qualcuno extra, gli avete fatto solo una multa. Cioè ragazzi, ma lo vedete quanto fa schifo l'Italia? Lo vedete quanto fa schifo l'Italia? Questo è un campionato falsato dalla Juventus. Sono campionati falsati dalla Juventus. E chi mi viene a dire il caso Osimhen si dovrebbe solo vergognare. Chi mi viene a dire ma voi avete il caso Osimhen. Cioè ma io veramente stiamo facendo? Ma veramente siamo così ridicoli in Italia? È uno schifo, è uno schifo. Poi mi vengono a dire ma la Milan, l'Inter però quando non ha versato gli stipendi di due giocatori, per due giocatori hanno patteggiato per due giocatori. Voi non solo avevate i 22 giocatori della rosa, ma avevate anche i loro avvocati e i loro dirigenti. Scusatemi, non gli avvocati e i dirigenti, avevate i loro procuratori e quegli altri procuratori ancora. Cioè ragazzi, ma di cosa vogliamo parlare? 700.000 euro di multa, ma che cazzo gli fa 700.000 euro di multa? Cosa cazzo gli fa 700.000 euro di multa alla Juventus? Alla Juventus che c'ha Exor dietro, che se domani si sveglia dice mi vado a comprare lo United, Cioè voglio, ma veramente stiamo facendo? È ridicolo. Ora tu hai creato il precedente. Tu Lega Serie A hai creato il precedente, a me non me ne frega un cazzo, non metto niente a bilancio e arrangiatevi, perché poi inizieranno a fare così, inizieranno a fare tutte le squadre, fanno bene, le squadre di bassa classifica in Italia dovrebbero fare questo le squadre di Serie A, quelle piccole dovrebbero fare questo. In Serie B avete dato punti a tutti per singoli giocatori, punti a tutti, e la Juventus una multa, ha vinto il calcio italiano. Ma che cazzo stai dicendo ha vinto il calcio italiano? Ma che cazzo stai dicendo?
ha vinto il calcio italiano. Ma che cazzo stai dicendo? Gravina, ma che cazzo stai dicendo? Questa è colpa tua se in Italia si va male, se la nazionale italiana va male, per colpa tua, per gente come te, per gente come te, per gente come te, che la Serie A è stata svenduta, per gente come te. Non abbiamo un campionato degno, perché se era un campionato degno li buttavate fuori a queste merde, li mandavate in Serie B. No, noi bisogna guardare il marketing della Serie A. Ma ditemi una cosa, ma quando la Juventus è andata in Serie B, quando la Juventus è andata in Serie B, chi cazzo le ha portate le coppe europee? La Juventus da quando è tornata in Serie A? La Juventus le ha portate le coppe europee? No, perché a me mi sembra che le coppe europee le ha portate il Milan, l'Inter e la Roma. E guarda caso non ci sta la Juventus, che comunque si è fatta 2 finali e non ha portato nulla. Nulla! La Roma sta tirando la baracca all'Italia. La Roma, non la Juventus, la Roma. Quindi di che cazzo volete parlare? Vuole parlare pure. Il calcio italiano ha vinto il calcio italiano. Ma che cazzo ha vinto il calcio italiano? Ma che cazzo ha vinto il calcio italiano? Io da tifoso, da quello che guarda le partite, mi sento preso per il culo da una società italiana così. Da una società italiana così. Siete ridicoli, cazzo, siete ridicoli. Siete ridicoli, siete veramente ridicoli. Fossi De Laurentiis il prossimo anno, ve l'ho detto, mi andrei a prendere Guardiola. Mi andrei a prendere Guardiola a 20 milioni a stagione, tanto non me lo metto a bilancio, che cazzo me ne foto, tanto che vuoi che sia. Mamma mia, che schifo, siamo proprio in Italia. Comunque iscriviti al canale, sempre e comunque Forza Napoli, ciao a you.